Fermare la delocalizzazione, bloccare i licenziamenti, ottenere il reddito sociale. Questi sono i tre obiettivi contro la crisi in Veneto che la Federazione della Sinistra Veneta si prefigge di raggiungere attraverso altrettante proposte di legge presentate dal consigliere regionale Pietrangelo Petenò. Ma sentiamo cosa ha da dirci a tal proposito Andrea Buffon, segretario del Circolo di Rifondazione Comunista dal Tagliamento all'Emene, che stamani, sabato 17 marzo, assieme ad altri militanti, era in Piazza della Repubblica a Portogruaro per raccogliere firme ed informare i cittadini. Siamo qui in piazza Portogruaro, come siamo in tante altre piazze del Veneto oggi, per tre proposte di legge concrete già depositate in regione dal nostro consigliere regionale Pietrangelo Petenò, tre proposte di legge che hanno l'obiettivo di porre nell'attenzione dell'agenda della politica veneta il tema del lavoro. Le proposte di legge concrete riguardano in primis una proposta di legge per fermare la delocalizzazione delle aziende venete. Tale proposta di legge prevede che le aziende che hanno ricevuto finanziamenti pubblici e poi delocalizzano debbano restituire i finanziamenti pubblici che hanno percepito. Un'altra proposta di legge concreta è il reddito sociale nel Veneto. Sappiamo che gli assegni di disoccupazione, gli assegni di mobilità hanno molto spesso un termine e non coprono una larga fetta di lavoratori, pensiamo tutti ai co-co-pro, ai lavoratori precari. Ecco, il reddito sociale interverrebbe anche per questa tipologia di lavoratori che, come si sa, sono i lavoratori, la fascia più bassa dei lavoratori, la fascia, diciamo, possiamo dire, i paria dell'attuale sistema normativo del welfare italiano. Come si sa, si è fatta una grande discussione sul tema della flessibilità, però alla fine per i lavoratori precari non è stato creato nessun sistema di sostegno al reddito sostanzialmente. Scusa se ti interrompo, Prego. a proposito appunto del sostegno al reddito di quelle categorie che non ce l'hanno, la riforma che è in discussione in questi mesi, la riforma del lavoro del ministro Fornero, dovrebbe prevedere in teoria, no, degli ammortizzatori sociali per quelle categorie che attualmente non ce l'hanno, però il problema nasce dal fatto che non si sanno come reperire le risorse, allora loro vogliono mettere mano ad una riforma del lavoro che prevede anche un indebolimento dell'articolo 18. Ma ecco, siamo qui in piazza anche per una raccolta firme per la tutela dell'articolo 18, ecco, sono due argomenti che, come si dice, non c'entrano, non ci azzeccano l'uno con l'altro, perché vuol dire se io tolgo l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, non creo più lavoro, cioè vuol dire, basterebbe non dico un premio Nobel della sociologia, del lavoro o dell'economia, basterebbe un semplice studente del liceo per dimostrare questo. L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per me è una norma di buon senso, è di dignità del lavoro, tutto qua. Il fatto di voler mettere mano e di tentare di modificarlo ha solo un peso ideologico per svilire quello che è il ruolo del lavoratore all'interno delle aziende e tentare di fare del marchionne pensiero come dire, un leitmotiv diffuso su tutte le aziende italiane, solo questo. Tu ti sei spiegato perché quando è stato, tra virgolette, minacciato l'articolo 18, se non sbaglio con il governo Berlusconi, la CGIL è subito scesa in campo, invece questa volta la CGIL è ancora che sta discutendo e non ha fatto azioni, diciamo, tra virgolette, clamorose. Beh, oddio, il ruolo del sindacato è anche quello di saper intervenire sui temi di discussione. Ho visto comunque la CGIL ha preso posizione, ho letto, dico stamattina sulla rassegna stampa, che la CGIL si è un po' fermata sulla discussione con la ministra Fornero sul tema della revisione dell'articolo 18. Ecco, io mi auguro che in CGIL prevalga l'idea che sull'articolo 18 non va modificato o perfezionato, va bene così com'è, non è quello il tema della crisi, cioè mettendo mano all'articolo 18 voglio vedere
non si creano più posti di lavoro, non sta scritto da nessuna parte. Forse il contrario magari. Esatto. Ecco, una cosa importante anche che mi permetto di sottolineare, noi siamo qui per delle proposte di legge e anche per il blocco dei licenziamenti. Cosa significa questo? Noi vogliamo salvare l'istituto della cassa integrazione straordinaria. Si è parlato molto di articolo 18 in questi giorni, però è anche vero che la ministra Fornero aveva detto che era sua prima intenzione, poi ha fatto un passo indietro, togliere la cassa integrazione straordinaria. Pensiamo al nostro territorio, senza cassa integrazione straordinaria, la Pansa sarebbe già chiusa. Adesso non staremo discutendo di un'azienda da salvare, staremo discutendo di un'azienda già chiusa se non ci fosse la cassa integrazione straordinaria. Così come tante altre aziende, quindi è uno istituto da salvare, uno strumento da salvare, da tenere in considerazione e da perpetuare, non da eliminare come voleva inizialmente la ministra Fornero. Poi ha fatto un passo indietro, però le prime dichiarazioni ma la voleva eliminare in maniera tale da recuperare tutte quante le risorse che andavano nella cassa integrazione, per questo motivo? Sì, per rimodulare dopo sì, le risorse. Però voglio dire, caliamo queste proposte sul piano concreto, pensiamo anche al nostro territorio. Noi adesso stiamo discutendo di salvare la PANSAC International, dove c'è un regime di cassa integrazione, un accordo per la cassa integrazione straordinaria. Se non ci fosse stata la cassa integrazione straordinaria, tutti i lavoratori, quei lavoratori lì sarebbero già stati licenziati. Quindi avremo già un'azienda chiusa, adesso stiamo discutendo di un'azienda da salvare, che può essere salvata, grazie anche a parte, penso anche grazie un po' all'intervento alla lotta dei lavoratori in primis, e anche un po' una certa modestia, lo dico però, falsa modestia, comunque penso anche all'intervento di Rifondazione e in Regione e anche in Consiglio provinciale e anche in Consiglio comunale a Venezia tramite anche il lavoro di Sebastiano Bonzi, insomma, perché ricordiamo che la PANSAC ha anche stabilimenti nel veneziano, insomma. Sì, ecco, la cassa integrazione straordinaria è uno strumento da salvare e perpetuare, non da eliminare come voleva la ministra Fornero, per questo noi siamo qua a raccogliere anche queste firme oggi. È una petizione popolare, ci auguriamo che con questa raccolta firme si possa fare in modo di dare forza a questi progetti di legge già depositati e quando si arrivi alla discussione ci sia un dibattito serio, sereno ma concreto su questi progetti di legge, che ci auguriamo che la gente già li possa conoscere prima che vengano discussi in aula. Tutto qua, siamo qua per questo.